Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Nella precedente catechesi sulla famiglia mi sono soffermato sul primo racconto della creazione dell'essere umano. Nel primo capitolo della Genesi, dove sta scritto Dio creò l'uomo alla sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Oggi vorrei completare la riflessione con il secondo racconto che troviamo nel secondo capitolo. Qui leggiamo che il Signore, dopo aver creato il cielo e la terra, plasmò l'uomo con polvere del suolo e soffiò nelle sue narici un alito di vita e l'uomo divenne un essere vivente. È il culmine della creazione. Ma manca qualcosa. Poi Dio pone all'uomo in un bellissimo giardino perché lo coltivi e lo custodisca. Lo Spirito Santo, che ha ispirato tutta la Bibbia, suggerisse per un momento l'immagine dell'uomo solo. Le manca qualcosa, senza la donna. E suggerisce il pensiero di Dio, quasi il sentimento di Dio che lo guarda, che osserva Adamo solo nel giardino. È libero, è Signore, ma è solo. E io vedo che questo non è bene. È come una mancanza di comunione, gli manca una comunione, una mancanza di pienezza. Non è bene, dice Dio, e aggiunge, voglio fargli un aiuto che gli corrisponda. Allora Dio presenta all'uomo tutti gli animali. L'uomo dà ad ognuno di essi il suo nome. E questa è un'altra immagine della signoria dell'uomo sul creato. Ma non trova in alcun animale l'altro simile a sé. E l'uomo continua solo. Quando finalmente Dio presenta la donna, l'uomo riconosce esultante che quella creatura è solo quella, è parte di lui. Osso dalle mie ossa, carne dalla mia carne. Finalmente c'è un rispecchiamento, una reciprocità. Quando una persona, per un esempio, per capire bene questo, vuole dare la mano a un altro, deve avere un altro davanti. Se uno dà la mano e non ha niente, la mano è lì. Gli manca la reciprocità. Così era l'uomo. Gli mancava qualcosa per arrivare alla sua pienezza. Gli mancava reciprocità. La donna non è una replica dell'uomo, viene direttamente dal gesto creatore di Dio. L'immagine della costola non esprime affatto inferiorità o subordinazione, ma al contrario, che uomo e donna sono della stessa sostanza e sono complementari, anche hanno questa reciprocità. E il fatto
che sempre nella parabola Dio plasmi la donna mentre l'uomo dorme, sottolinea proprio che lei non è in alcun modo una creatura dell'uomo, ma di Dio. E anche suggerisse un'altra cosa: per trovare la donna, e possiamo dire per trovare l'amore della donna, ma per trovare la donna l'uomo prima deve sognarla e poi la trova. La fiducia di Dio nell'uomo e nella donna ai quali affida la terra è generosa, diretta e piena. Si fida di loro. Ma ecco che il maligno introduce nella loro mente il sospetto, l'incredulità, la sfiducia e infine arriva la disobbedienza al comandamento che li proteggeva. Cadono in quel delirio di onnipotenza che inquina tutto e distrugge l'armonia. Anche noi lo sentiamo dentro di noi tante volte, tutti. Il peccato genera diffidenza e divisione fra l'uomo e la donna. Il loro rapporto verrà insidiato da 1000 forme di prevaricazione e di assoggettamento, di seduzione ingannevole e di prepotenza umiliante, fino a quelle più drammatiche e violente. La storia ne porta le tracce. Pensiamo ad esempio agli eccessi negativi delle culture patriarcali. Pensiamo alle molteplici forme di maschilismo, dove la donna era considerata di seconda classe. Pensiamo alla strumentalizzazione e mercificazione del corpo femminile nell'attuale cultura mediatica, ma pensiamo anche alla recente epidemia di sfiducia, di scetticismo e persino di ostilità che si diffonde nella nostra cultura, in particolare a partire di una comprensibile diffidenza delle donne riguardo a una alleanza fra uomo e donna che sia capace al tempo stesso di affinare l'intimità della comunione e di custodire la dignità della differenza. Se non troviamo un soprassalto di simpatia per questa alleanza, capace di porre le nuove generazioni al riparo della sfiducia e della indifferenza, i figli verranno al mondo sempre più sradicati da essa fin dal grembo materno. La svalutazione sociale per l'alleanza stabile e generativa dell'uomo e della donna è certamente una perdita per tutti. Dobbiamo riportare in onore il matrimonio e la famiglia. E la Bibbia dice: una cosa bella. L'uomo trova la donna, si incontrano loro e l'uomo deve lasciare qualcosa per trovarla pienamente. E per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre per andare da lei. È bello, questo significa incominciare una strada. L'uomo è tutto per la donna e la donna è tutta per l'uomo. La custodia di questa alleanza dell'uomo e della donna
anche se peccatori e feriti, confusi e umiliati, sfiduciati e incerti, è dunque per noi credenti una vocazione impegnativa e appassionante nella condizione odierna. Lo stesso racconto della creazione e del peccato, nel suo finale, ce ne consegna un'icona bellissima. Il Signore Dio fece all'uomo e alla sua moglie tuniche di pelle e li vestì. È un'immagine di tenerezza verso quella coppia peccatrice che ci lascia a bocca aperta, la tenerezza di Dio per l'uomo e la donna. È un'immagine di custodia paterna della coppia umana. Dio stesso cura e protegge il suo capolavoro.